Eder. Mech. Pallister. Le speranze sono molte riguardo a ciò che è stato scoperto dai periti Gianpietro Laghi e da Elena Pilli sui vecchi reperti dell'inchiesta Unabomber, rianalizzati con nuove e più moderne tecnologie. L'individuazione del profilo genetico dell'attentatore che tra il 1994 e il 1996 e poi tra il 2000 e il 2006 ha disseminato di ordigni il nord-est, anticipata dai quotidiani del gruppo NEM. Potrebbe fornire risposte attese da 30 anni. La prima domanda, naturalmente, è: chi era Unabomber? Ottenuti i nuovi risultati in laboratorio, saranno le comparazioni tra quanto rinvenuto e le eventuali corrispondenze con persone reali a determinare se ci potrà mai essere un processo. Con un accusato incastrato dal DNA, a coronamento di queste lunghissime indagini. Durante la prima occasione, quando sul banco degli imputati fu portato l'ingegnere bellunese Elvo Zornitta, oggi residente a Corva di Azzano X. La falsificazione di una prova a suo carico pose fine al procedimento, che finì in archivio. Era il 2009 e il giudice per le indagini preliminari di Trieste, Enzo Truccellitto, dichiarò: non ci sono elementi per sostenere l'accusa. Il fatto che Zornitta sia stato nuovamente indagato, a distanza di decenni, all'interno di un gruppo di 11 inquisiti, a cui poi si sono aggiunti 20 ex sospettati chiamati a fornire il proprio DNA agli investigatori, ha portato molti a chiedersi perché un uomo possa essere giudicato 2 volte per gli stessi reati. La risposta è che nella prima occasione Zornitta non fu giudicato. L'inchiesta fu archiviata prima che potesse essere emesso qualsiasi tipo di giudizio. Ma al di là del calvario giudiziario dell'ingegnere e del lavoro degli investigatori per assegnare un nome e un cognome a Unabomber, c'è un altro tema su cui il lavoro dei periti, coordinati dal procuratore della Repubblica di Trieste Antonio De Nicolo, potrà finalmente fare chiarezza. Unabomber ha agito da solo o ci sono stati, e sono ancora a piede libero, più Unabomber? Va da sé che se il materiale genetico trovato nei reperti risulterà appartenere a una sola persona, la risposta sarà chiara. Viceversa, la caccia si allargherà a più individui. E chi potrebbero essere, nel caso? Le teorie, nel corso dei decenni, si sono susseguite, suggerendo che Unabomber potrebbe non aver agito da solo. Una teoria puntava su un militare americano della base di Aviano, visto che le misure di un nastro adesivo indiscutibilmente utilizzato dal criminale erano in pollici anziché in centimetri. Un altro spunto emerse quando si scoprì la falsificazione della Mierino e il procedimento contro Zornitta finì in archivio. 3 militari americani stavano trafficando con oggetti esplosivi sul Greto del Tagliamento, uno di essi perse una mano, mentre gli altri 2 fuggirono. Infine, l'ombra dei servizi segreti deviati. Un'inchiesta giornalistica dell'Espresso, nel 2011, ricostruì i fallimenti investigativi del caso Unabomber, contestualizzando gli attentati in un periodo di preoccupazioni per gli obiettivi di secessione di una Lega Nord in forte ascesa in Veneto e Friuli, dove era operativa anche la struttura clandestina Gladio, sotto l'ombrello della NATO, in fase di smantellamento. Grazie alla serie di attentati, scrisse all'epoca l'Espresso, gli apparati dello Stato possono permettersi di intercettare e schedare legalmente decine di migliaia di italiani nelle province di Pordenone, Udine, Treviso e Venezia. Infine, i tentativi di depistaggio, a partire dalla rivendicazione, poi rivelatasi falsa, del gruppo 17 novembre Falange Armata per l'attentato del 4 agosto 1996 in spiaggia a Lignano. Tanti misteri irrisolti e una risposta che finalmente, questa volta, potrebbe avvicinarsi. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.